Ancora è la festa della Repubblica e ora bisogna festeggiare perché la Repubblica la è una conquista dell'intera civiltà. E neanche il nostro presente è inter Repubblica Italiana e la Repubblica è una conquista di tanti stati dell'Europa, anche della Germania, della Francia, che hanno avuto altre esperienze. Nella nostra storia italiana, europea, ma soprattutto veneta, abbiamo avuto però un'altra importante repubblica, la Repubblica Veneta, che la è il Stato che ha durato per più lungo tempo in la storia dell'umanità. E allora non abbiamo da ricordarla perché pensiamo guardiamo in drio come che ancora non si festeggia la Repubblica perché se pensa se guarda in drio il referendum perché se festeggia un valore presente. E ora anche per la Repubblica Veneta festeggiamo il valore presente e il valore di un Stato che ha resistito in forma di Repubblica, seppur Repubblica aristocratica, in mezzo a monarchie che noi vedeva valore e vedeva molto male l'esistenza della Repubblica con tutte le sue presunzioni che non possa essere uno solo che comanda, le minava l'idea della monarchia. L'esistenza stessa della Repubblica la è contraria, diciamo, alla monarchia. E ora la nostra, l'ascito che ne dà la nostra storia veneta, è che nel nostro DNA abbiamo questa visione, che è la visione repubblicana, e al di là di quanto ampia che la è decentrata e verta e non è mai e non gara essere mai uno solo che comanda, ma gara essere plurime autonomie decisionali all'interno del sistema. E questo è la roba che sicuramente ancora potremmo festeggiare come veneti, come italiani e anche come europei.